Pubblicata nel sito del Senato della Repubblica la relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'Interno relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso del secondo semestre del 2021. L'analisi viene realizzata sulla base delle evidenze investigative e giudiziarie e di prevenzione e conferma ancora una volta che il modello ispiratore delle diverse organizzazioni criminali di tipo mafioso appare sempre meno legato a eclatanti manifestazioni di violenza ed è invece rivolto verso l'infiltrazione economico-finanziaria. Ciò appare una conferma di quanto era stato già previsto nelle ultime relazioni ed evidenzia la strategicità dell'aggressione ai sodalizi mafiosi anche sotto il profilo patrimoniale, tesa ad arginare il riutilizzo dei capitali illecitamente accumulati per evitare l'inquinamento dei mercati e dell'ordine pubblico economico. Una direttrice d'azione importantissima che ha consentito sino ad ora di ridurre drasticamente la capacità criminale delle mafie, evitando effetti che altrimenti sarebbero stati disastrosi per il sistema del Paese. Lo scorso 21 ottobre 2021 la DIA ha celebrato nel Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, i suoi 30 anni di attività. Da quella data è previsto un percorso che ha coinvolto 24 città, con l'esposizione dell'antimafia itinerante, una mostra che ha raccontato la storia e i successi della DIA. La mostra fotografica, denominata Antimafia itinerante, ha percorso il paese e tramite 34 pannelli con foto, immagini e cronaca dei giornali ha rievocato 30 anni di storia e di passione delle donne e degli uomini della DIA nell'azione di contrasto delle mafie. Anche la nostra città ha avuto ospitata la mostra fotografica al Museo San Nicola. L'esperienza anche in termini di testimonianza alla nuova generazione della storia e della cultura antimafia ha raccolto lusinghieri risultati ed è stata visualizzata da oltre 200.000 persone. L'antimafia itinerante ha inoltre evidenziato numerosi ambiti di intervento della DIA che spaziano dall'azione giudiziaria e preventiva antimafia a quella del contrasto all'infiltrazione criminale nel settore degli appalti pubblici a supporto delle prefetture, fino all'analisi e allo sviluppo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette in stretta collaborazione con l'Ufficio di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia e della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nella lotta al riciclaggio.